un veterano della canzone napoletana, Romina, è arrivato anche lui. Sì, Peppino Di Bernardo. Io so sempre, perché mi volete bene innanzitutto, perché la cosa più importante è stimarsi, volersi bene. Poi questo programma parla della musica napoletana, è ascoltato da tutti e io ben volentieri ci vengo. Peppino è un artista a 360 gradi, quando è autore, compositore, quindi un po' Di tutto e di più, di tutto e di più. Salutiamo anche le nostre miss che abbiamo a fianco. Mara. Elena. Le salutate tu, non ci salutati. Vabbè, Mi fa comunque piacere. mi associo. Questa Comunque novità di Cantiamo Napoli ti fa saluta a piacere. me. mi fa piacere. Un bacetto. Per Romina c'è anche una bella novità, vedi? Un bel pancione per Romina. Allora abbiamo baciato Quindi- due Cioè, uno a me e uno qua. Due bacioni. Ben presto, quindi Cantiamo Napoli diventeremo tutti zii. Mamma mia, diventa larga famiglia. Invece tu cosa regali a Romina e a tutte le tue fans? Canto un assaggio di una canzone che si chiama Ussavo pure un compagni miei, forse qualcuno ancora se la ricorda, e un'altra che è Mangiato una moglie. Quindi un mix. Un mix. Va bene, seguiamo questo mix, ma soprattutto seguiamo Cantiamo Napoli. Non nasci stasera, tanto non mi vedi, sto facendo bene, ma se non mi credi, io sono pronto pure a t'aggiornare, lo stavo pure lo compagni miei, stavo le mani nella passare. Sto pure sotto a casa tua, ma sono sicuro che ti viene ancora, non dice di no, è proprio inutile. Ma stavo pure la compagna mia, ma veramente tu vuoi bene a noi, ma non è stata solo colpa tua, io sapevo che era la stanzata, sta insieme con te, è meglio per me, si faccia chiacchiere cuore scordando me te. Tengo ormai una certa età, prima ora ho paggiato una guaglione che mi acchiappa il cuore. Tengo voglia di sposare, sta emozione a già provare, sto cercando chi mi chiama amore. Prendevi che sto girando per trovare, ma già trovare una moglie che penso marito, che crede all'amore, venendo un film abbracciato con me. Pace stata la sera, ce ne sta a fare spesa, perché tutte cose che stanno in da vita sparte sta a metà.